Ed eccoci arrivati al nostro consueto spazio con Stefano Zara, esperto di economia e di finanza. Grazie di essere qui con noi anche questa settimana. Allora, è doveroso fare un po' il punto sulla situazione globale, mondiale, vista dall'occhio del Fondo Monetario Internazionale, che ha espresso delle valutazioni, e anche alla luce di tutto quello che sta accadendo. Dicono che questo virus possa essere peggio di uno tsunami, tra virgolette, economico, cioè avere dei risvolti di carattere economico-finanziario, ma anche sui mercati, che vanno oltre quello che possiamo ancora immaginarci. E allora, com'è la situazione? Poi vediamo il Fondo Monetario Internazionale cosa dice, ma intanto qual è la situazione? Diciamo che la situazione la vediamo noi giorno per giorno, insomma, sembra che la Cina, il regime, abbia preso di petto un po' il problema. La questione è che la Cina è al centro di tutte le catene di creazione del valore. Quindi dai prodotti finiti ai manufatti alla componentistica. Creazione addirittura del valore. Sì, ma ogni economia ha la Cina al centro di questa catena. Le più grandi aziende del mondo, insomma, dalla componentistica al manufatto o al prodotto finito, conosciamo bene, insomma, è la fabbrica del mondo, insomma, la Cina, no? I prodotti ficio del mondo, e quindi è evidente che un problema di questo tipo, che la limita nella mobilità, insomma, che impedisce il flusso di materiali, merci, persone, crei delle ansie anche importanti. Queste si riverberano immediatamente sui mercati finanziari, che hanno avuto un paio di giornate molto preoccupate, ecco. Poi la cosa, nel momento in cui si è vista anche ci sono le aziende di primissimo piano cinesi legate che stanno approntando, comunque almeno nei proclami, misure straordinarie per velocità e dimensioni dell'intervento. Sembra che il problema possa essere contenuto, insomma, non dimentichiamoci che la SARS 2002-2003 venne, tra virgolette, risolta in alcuni mesi, 2 o 3 mesi. Però provocò danni economici rilevanti. Ecco, diciamo sono passati 17 anni, la Cina non è quella di 17 anni fa, la tecnologia di cui dispone è diversa. Huawei si è dichiarata e ha approntato rete 5G per la trasmissione di consulti medici in tempi rapidissimi, creazione di ospedali che noi in alcuni giorni per poter ospitare gli ammalati, i contaminati, cioè sono tutte misure, un po' forse saranno anche di propaganda, ma sono tutte misure che anche per la loro roboanza stanno a testimoniare, attenzione, siamo sul problema, è un problema e cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Insomma. Questo però sembra che avrà un peso, questo problema, già adesso, perché per Toyota ha Ikea, bloccato Toyota, Apple. Tantissimi grossi colossi hanno bloccato le proprie attività, chiuso le sedi, non definitivamente. E questo avrà ripercussioni sul PIL della Cina, sembra in modo molto alto. La paura è che già a livello di traffici non solo commerciali ma traffici turistici questo possa impattare anche sul nostro paese, sulle nostre realtà in modo significativo. Sì, la Cina è il prodottificio, ma è anche il mercato, cioè il mercato dei nuovi ricchi, e quindi è il mercato a cui il Made in Italy va per definizione, mercato, quindi sono evidenti, anche intuitivi, i problemi che possono nascere se non venisse risolto in tempi ragionevolmente brevi questo tipo di emergenza. Questo la impatta direttamente su, attenzione, Cina cresce di 6,5 punti, le peggiori stime danno che questo possa impattare, questo problema sanitario grave possa impattare nella misura di 1 punto, 1,20 punti, insomma. Soltanto? Perché c'è chi dice molto di più, anche perché forse queste sono le stime, è sempre tutto molto, è un po' tutto molto aria fritta in questa fase qua, no? Nel senso che anche le informazioni che arrivano sulle quelle prettamente medico-sanitarie sono, lo dicono gli stessi addetti ai lavori, sono abbastanza imprecise. Perché c'è chi dice che il numero dei contaminati sia molto si è cresciuto alto, da 2 a 4 mila in un giorno, adesso da un giorno all'altro da 4 sono diventati 9 mila, e questo possa rappresentare solo la punta di un iceberg. I social media cinesi sono comunque controllati, per cui le informazioni che noi riceviamo sono
sono da ascoltare solo se sono di prima mano, quindi da funzionari. Quindi eventualmente, allora, un virus di questa portata, a prescindere che ha una mortalità sì, di un non certo altissima, tipo, non altissima, però una diffusione estremamente virale, virulente e molto estesa, può impattare su delle economie, potrebbe essere che la Cina usi strategia per salvare la propria economia, perché se i numeri diventassero di portata enorme, magari sono anche così, però divulgati, questo potrebbe danneggiare anche sui mercati. Si legge sotto tracce che questo possa essere, tra virgolette, innesco per ridiscutere gli accordi appena siglati con gli Stati Uniti, e quindi tutto è molto dinamico, tutto è molto, al di là dell'emergenza seria sanitaria che c'è e sulla quale dobbiamo prestare la giusta attenzione e fidarsi di quello che dicono gli esperti. Dal punto di vista finanziario sembrano per il momento che le reazioni siano molto contenute, nonostante la centralità, ripeto, la Cina è al centro di tutte le catene di creazione del valore. Quindi, però sui mercati ha impatto questo? Sì, certo che ha impatto. Quindi anche sugli andamenti dei mercati e tutto. Perché? Ma impatto perché si parlava che la globalizzazione, ecco, questo è un esempio pratico e concreto di cosa sia la globalizzazione. Quando negli anni si è delegata una parte del pianeta alla produzione di beni, è inevitabile che se l'opificio, il prodottificio ha dei problemi, questo impatti. Se nel momento in cui questo prodottificio diventa anche il tuo mercato di riferimento, questo impatti in maniera ancora più consistente, ancora più forte. Questo è un esempio pratico della globalizzazione. È altrettanto vero che la globalizzazione espone a fianco anche a dei vantaggi, il fatto che possa, tra virgolette, la comunità dare il proprio sostegno, intervento, quant'altro per poter risolvere questo problema. Insomma, che rimane comunque, non dimentichiamoci, il mondo della finanza è un mondo molto pragmatico, ma un mondo anche, è un'emergenza di tipo sanitario, quindi ci sia bisogno anche della comunità scientifica che può avvalersi di tecnologie che 20 anni fa non c'erano. Assolutamente. E il Fondo Monetario Internazionale che cosa ha detto? Ha detto che valutazione ha dato? Il Fondo Monetario, diciamo, dalle previsioni di fine anno, poi centrate su di noi, ecco, noi confermiamo la nostra endemica microcrescita, 0,2 lo scorso anno, 0,5 per il 2020, lo spread per effetto degli esiti elettorali è sceso in un giorno da 163 a 133 punti, questo porta un risparmio di 800 miliardi in termini di minori interessi, questo piccolo dote può servire a, ecco, però dà la percezione non tanto campati in aria che noi siamo un paese che vive dell'approvazione degli altri, no? Nel momento in cui il tuo debito incide in maniera così determinante su quelli che possono essere i tuoi progetti di crescita, ti fa capire che soldi ne hai pochi e quei pochi che hai sono anche vincolati dalla crescita che si genera intorno a te e dalla tua capacità di mantenere stabilità politica. Se non la sai mantenere, la prima cosa che ti capita è che nessuno vuole il tuo debito e quindi paghi di più. Quindi cresciamo sempre e continuiamo a crescere molto poco, le ricette che ci consegnano da fuori sono sempre le solite, ma sono quelle anche che ci diamo, che sono quelle di ridurre le tasse per far ripartire i consumi. L'altro dato, il peggior dato, forse è che siamo ancora distanti di un 7% dai redditi individuali del 2007. Questa è una cosa preoccupante, quindi noi abbiamo ancora i redditi... Noi non abbiamo ancora i redditi di 13 anni fa. Quindi ancora bassi, troppo bassi, anche se abbiamo raggiunto diciamo, risultati economici di PIL come quello del 2007, se non sbaglio, almeno in nord-est. Sì, ecco, diciamo una crescita sempre sfasata, molto localizzata, quindi cresciamo poco, non cresciamo in maniera uniforme, cresciamo pochissimo sui redditi, anche, non abbiamo recuperato i livelli di 13 anni fa. Abbiamo la tassazione sul lavoro la più alta d'Europa, 48 contro la media europea che è 42. Ci dicono tutti di spostare le tasse dal lavoro ai consumi o alle proprietà, qualcosa dobbiamo inventarci, insomma. Altrimenti non riusciamo a venirne fuori. Ma anche se poi dicono che riducono il cuneo fiscale, lo fanno in modo irrilevante, per cui non va a questa riduzione è assolutamente propaganda e fuffa, cioè nel senso non è il taglio di alcuni decimi che cambia la sostanza delle cose,
per far ripartire il lavoro, e abbiamo anche un'occupazione femminile che è la più bassa d'Europa, cioè abbiamo dei dati, per non entrare nel merito di altri dati che sono comunque alla portata di tutti, che sono quelli della disoccupazione giovanile più alta d'Europa, dell'occupazione femminile più bassa d'Europa. E questo cos'è? Un segno di civiltà? È un segno che... quello dell'occupazione femminile, per esempio, quello dei giovani è un problema anche di turnover e di varie situazioni che poi si va in generale, ma quello femminile perché rileva come dato preso in esame? Ma diciamo che nel momento in cui notiamo, vengono letti i lati, dei dati che migliorano leggermente il nostro mercato del lavoro, lo migliorano in un'impostazione vecchia, cioè nel senso noi abbiamo una bassa scolarità, produciamo il minor numero di laureati in Europa, abbiamo il più alto tasso di abbandono per quanto riguarda le scuole secondarie superiori, abbiamo poca crescita per quanto riguarda il mercato del lavoro femminile, quindi abbiamo dati che ci portano all'ultimo posto per quanto riguarda questo aspetto, e la disoccupazione giovanile è comunque la più alta d'Europa ed è un dato che non riusciamo a muovere. Tutto questo perché non si creano posti di lavoro in maniera sostanziale, insomma. Però le aziende, però c'è uno spaccato da fare, nord-sud Italia, perché nel nord Italia abbiamo comunque Lombardia, Veneto, Friuli Giulia Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, che hanno un andamento, un PIL, un certo tipo di trend, e Sud Italia è tutta un'altra cosa. Quindi Nord Italia molte aziende cercano occupati e non li trovano, e questo è un altro dato di fatto. L'altro aspetto è che nonostante questi dati, che ovviamente sono dati nazionali, abbiamo delle situazioni di area, detto bene te, in cui ad esempio alcune professionalità non trovano copertura, non si trovano, e quindi un mercato del lavoro che si muove non a due ma a più velocità, assolutamente più velocità. C'è una disomogeneità e una crescita che sa tanto di mancanza di programmazione, e mancanza, questo è un appunto che si può fare insomma, tranquillamente, perché è un dato oggettivo, che chi decide le cose non ha la percezione di come siano le cose, cioè nel senso la classe politica secondo me non ha, o se ne ha la percezione la colpa è ancora più grave, perché pur avendo la percezione di come stanno le cose, concretamente non sai produrre soluzioni all'altezza, insomma. Quindi noi siamo ancora bloccati. Sì, siamo bloccati, attenzione, siamo bloccati dopo 8 anni di vacche grasse. Questa è un'ulteriore aggravante. Cioè di vacche grasse nel senso in cui dalla crisi finanziaria del 2008-2009 sono passati 11 anni, in questi 11 anni tutte le economie del mondo sono cresciute. Quando parliamo di spread italiano che è sceso a 133, non dimentichiamoci che la Grecia è vicinissima a noi, e lo spread greco e portoghese, che era ben sopra il nostro, si è dimezzato rispetto ai valori attuali del nostro spread. Questo vuol dire che noi, faccio un esempio molto banale, i titoli di Stato decennali italiani pagano un interesse di 0,9, ecco, ma i titoli di Stato portoghese e spagnolo pagano un tasso di interesse di 0,2-0,3. Quindi però noi, vabbè, che dopo l'opinione pubblica conta quel che conta, però anche con addetti ai lavori si è sempre parlato per anni, crisi, poi se vai in certe parti d'Italia, nel sud Italia parlano ancora della parola crisi, quando ormai tecnicamente vabbè, è un paese che è così, punto, non è che sia in crisi, è un paese che è strutturato in questo modo, c'è poco da fare. Per cui dice 8 anni persi, ma in realtà noi per la gran parte eravamo in crisi. Sì, diciamo che è una parola che io sento da quando sono nato, è una costanza. Il fatto è che noi non riusciamo un po' perché stabilità politica è una situazione che abbiamo scoperto relativamente di recente. E il fatto è anche che ogni volta che proviamo a pianificare, programmare, fare un progetto, poi la politica non lo realizza, insomma, quindi il consenso, la ricerca del consenso e la creazione di un progetto di crescita non sono mai andate a braccetto. Cioè, insomma, io non sono un politico e non sono nemmeno un economista, ma non ho mai visto sposare
le due cose, insomma. Ogni volta che c'è un progetto di forte ristrutturazione del sistema paese, questo sulla carta viene magari anche provato e discusso, se ne parla, ma poi tutto rimane lì, insomma. Si lavora giorno per giorno per combattere l'emergenza del momento. Sì, sì, infatti lavoriamo sempre sull'emergenza, questo assolutamente. E dal punto di vista finanziario in generale comunque, e visto anche dal di fuori, il nostro paese può essere definito non strutturalmente, non questione strutturale, ma in crisi oppure no? È un paese che ha una grande ricchezza accantonata, che è la nostra grande polizza di assicurazione sulla salute finanziaria del paese. Noi abbiamo un risparmio accumulato privato che è sempre stata la nostra ciambella di salvataggio, insomma. Che può essere anche appalesato fuori dai nostri confini, per dire abbiamo attenzione. Una serie abbiamo delle aree in cui la crescita e l'innovazione è attecchita e sta generando valore, ovviamente al contrario altre aree in cui questa crescita e questo valore non ci sono, e quindi il medione riporta un dato insufficiente o appena sufficiente. Si dovrà comunque accelerare dal punto di vista, parlo da addetto ai lavori, alla concentrazione bancaria. Non dimentichiamoci che Stati Uniti e Gran Bretagna... Alla concentrazione bancaria? Sì, è un consiglio che dà il Fondo Monetario, ma se lo dà anche Banca Italia, e questo dovrebbe essere anno per procedere a un'ulteriore concentrazione bancaria. Non dimentichiamoci che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna 4 banche fanno l'80% del mercato. Quindi noi abbiamo una realtà del credito molto frazionata, molto frazionata. In questi anni le banche, soprattutto quelle più importanti, hanno profondamente ristrutturato le loro criticità. Quindi comunque quello che è stata la ricchezza del nostro territorio, piccole banche diffuse, sono destinate a sparire, anche le piccole cooperative. Il Fondo Monetario dice ma anche la stessa Banca Italia, le aggregazioni sono preferibili. Sì. I tassi negativi comunque riducono, le banche ormai non guadagnano più nel prestare soldi, è un dato evidente, quindi devono ovviamente lavorare su dimensioni più grandi per poter garantirsi attraverso delle economie di scala quella marginalità che oggi è difficile essere conseguita. Insomma. Benissimo, siamo arrivati al termine anche di questo capitolo. Aggiornamenti sì, non esaltanti, però visto che il periodo non lo è, dovremmo riaggiornarci presto. Stefano Zara, quindi intanto buon lavoro, voi grazie di averci seguito, appuntamento naturalmente prestissimo, noi ci vediamo comunque domani, e con Stefano Zara a presto con i nuovi andamenti che ovviamente vanno a modificare come sempre l'andamento delle finanze e dell'economia, quindi sempre attenti ai mercati, è vero? Sì, certo. Attentissimi. Attenti ma non preoccupati. Ma non preoccupati, grazie, buon proseguimento, buona nottata.